Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Appuntamento quello di oggi. Alle mie spalle trovate lavori, il lavoro in corso. Noi stiamo realizzando qui in questo lembo di Gorizia quello che amiamo chiamare il Central Park. In realtà si compone di due momenti importanti. Il primo, complessivamente l'opera peraltro costa oltre 15 milioni di euro. Il primo è quello dedicato alla messa in sicurezza del fiume Corno, che nell'86 ha creato grossissimi problemi a causa della sua inondazione alla nostra città. Perciò le acque del fiume Corno, da quando entreranno in Slovenia fino al fiume Isonzo, saranno messe letteralmente in sicurezza e non rappresenteranno un più problema, perché è importante, prioritario per la nostra amministrazione innanzitutto la prevenzione e l'ambiente. Invece in questo tratto siamo nella valletta del Corno e salvo la palestra di rotelle alle mie spalle, l'ultimo tratto era letteralmente impenetrabile a causa della boscaglia, ma letteralmente impenetrabile. Sta cambiando completamente volto. Ecco perché io lo chiamo Central Park, perché a breve, entro la fine di maggio del prossimo anno, avremo il fiume Corno, le acque pulite, bianche del fiume Corno che si vedranno scorrere in superficie. La zona sarà arricchita con ponti tra una sponda e l'altra, con piste ciclabili, con panchini, con infopoint, con servizi, ma avremo anche i percorsi salute, avremo la possibilità di realizzare poi un luogo di aggregazione per piccoli concerti, per manifestazioni pubbliche. Realizzeremo poi una zona skate dove i ragazzi potranno dedicarsi appunto alle rotelle. Alle spalle invece vostre in questo momento, davanti a me, c'è la palestra della Valletta del Corno. Con ulteriori risorse trasformeremo questo impianto sportivo non soltanto da dedicare perciò alle rotelle, perciò a tutte le società sportive, associazioni sportive che oggi lo occupano, ma un qualcosa che possa servire alla città, perciò grandi eventi, cercare di coniugare perciò questo spazio coperto con questo stupendo parco aperto, cioè con questo Central Park di Gorizia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.